ringraziare il sindaco che è qui stasera, che ci onora con la sua presenza. E per me questa è una serata molto speciale e vorrei anche ringraziare a nome di tutto il partito Claudio per il tuo impegno, perché siamo un po' sulla stessa barca tutti quanti, però ecco, noi in Claudio, nei nostri soci del Friuli Venezia Giulia abbiamo un punto di riferimento fortissimo e in un partito comunque giovane questo è molto, molto importante. E mi conosco molto nel tuo racconto, cioè anche noi a casa abbiamo fatto un bel discorsetto con le persone alle quali vogliamo bene, perché questo è un impegno molto, molto importante. Il nostro è un partito di gente che lavora tuttora, dal presidente in giù. Tu sei un imprenditore, io sono giornalista libera professionista, il nostro presidente è tornato a fare l'ingegnere a tempo pieno, anzi l'ordine ti ha dato anche la medaglia d'oro, giusto, al valore, per i 50 anni d'attività. Quindi siamo un partito di persone che innanzitutto lavorano e hanno grossi impegni e hanno fatto una scelta di fondo, una scelta di vita. Castelli un paio di anni fa, quando l'abbiamo fondato, ha detto facciamo come Cortés quando è arrivato nel Nuovo Mondo, che ha bruciato le navi. Poi, per dire, non c'è la via del ritorno, se si sale su questa nave non si torna più indietro, perché è un impegno personale ed è una forma di servizio dalla quale non si può più tornare indietro. E questo partito ha in Roberto Castelli una forma di padre nobile che ci guida verso la politica che verrà, perché è chiaro che noi ci muoviamo un po' in mezzo alle macerie di ciò che è stato, cioè un partito glorioso nato negli anni 80 che difendeva il nord e ha lanciato una sfida immensa a Roma, e questo è un dato di fatto, e poi una fine ingloriosa che è cominciata circa 10 anni fa, più di 10 anni fa, dopo il 2013, quando poi Salvini ha impresso una svolta centralista e meridionalista al partito che adesso porta il suo nome, e quindi il nord è rimasto senza voce. E di questa è stata una faticosa, dolorosa presa d'atto. Infatti tutto è cominciato con una telefonata, ormai una decina d'anni fa. Io ormai ero fuori dai giri politici, ho chiamato Roberto Castelli, gli ho detto: ciao Roberto, ti ricordi di me? Perché io quando avevo 20 anni ed ero in consiglio comunale a Lecco, lui era senatore capogruppo, quindi 30 anni di differenza. E vedendo la svolta, la piega che aveva preso la Salvini Premier, ho chiamato Castelli e da lì è partita un'attività di militanza che ha portato prima alla nascita di un'associazione culturale, Autonomia e Libertà, perché ci siamo presi un paio d'anni per vedere se davvero questo grande partito nato come nordista era irreformabile. Poi, preso atto del fatto che fosse veramente irreformabile, nel 2023 Castelli annuncia le dimissioni dal partito nel quale ha militato per decenni e ha fondato il Partito Popolare del Nord. Quindi partito popolare, come dice la parola, un partito, quindi uno strumento di lotta, di rappresentanza delle popolazioni del Nord. Popolare perché si propone di rappresentare tutti i livelli della società e dare al Nord un partito che lo rappresenti presso le istituzioni. Ma non soltanto Roma, come è stato negli anni 80, ma adesso ci sono due centralismi: il centralismo di Roma e forse quello ancora più aggressivo, più soffocante di Bruxelles, perché sono sempre pronti con l'accusa di anti-europeismo. Poi, come spesso ci racconta il nostro segretario politico, Bruxelles è il luogo del sovranismo e degli interessi dei francesi e dei tedeschi, e il Nord dà sempre l'impressione di non avere una vera rappresentanza politica che faccia autenticamente i suoi interessi. E così è nata questa casa politica del Nord. È una casa politica che è destinata a durare, infatti non è un movimento, non è un'associazione, è un partito. Abbiamo affrontato le elezioni regionali della Liguria lo scorso ottobre, che sono state uno sforzo immane, perché noi dovevamo raccogliere le firme e candidarci. Vi ricordate quando c'è stato lo scandalo di Totti, che è stato preso dalla magistratura e costretto alle dimissioni? A quel punto, al volo, abbiamo deciso di partecipare alle elezioni regionali tra i due grandi colossi che si scontravano,
una campagna elettorale brevissima, noi abbiamo fatto uno sforzo eroico e abbiamo depositato con successo le liste. Il risultato è stato magrolino, perché c'è stato un mese di campagna elettorale, di cui di fatto 2 di fatto di alluvione in Liguria, per cui vi lascio immaginare cosa è stato, però quel passo ci ha consentito poi di depositare lo statuto presso la competente commissione di Roma, la Camera dei Deputati, che riconosce i partiti politici. Cioè abbiamo avviato un iter di riconoscimento, siamo in Gazzetta Ufficiale da luglio di quest'anno, e quindi questa è l'anticamera poi per accedere alle agevolazioni fiscali, al 2 per 1000, quindi per poterci strutturare in maniera sempre più seria. Quindi si può dire che il Nord, il suo partito, nel vero senso della parola, ce l'ha, ed è il Partito Popolare del Nord. Io vedo al centro di tutto questo una questione di lealtà, e l'abbiamo anche scritto nello statuto, cioè bisogna ripristinare i legami di lealtà fra gli eletti dei territori del Nord, i deputati, i senatori, i consiglieri regionali che mandiamo nelle istituzioni, ma soprattutto quelli che vanno a Roma, e la lealtà verso i territori. Non è più possibile, accettabile, che chi viene votato nei collegi del Nord vada a Roma e voti politiche centraliste e meridionaliste. Quindi questo partito si propone di plasmare e mandare a Roma, dove sarà necessaria una classe dirigente profondamente identitaria e leale verso i territori, ed è infatti nello statuto. Abbiamo un compito gravoso, che è quello di leggere i segni dei tempi, perché non è più l'Italia degli anni '80, la società è cambiata. Quando è nata la Lega Lombarda di Bossi c'era dietro una classe imprenditoriale scalpitante che non voleva lo Stato, questa è un'analisi che ci fa spesso Castelli. Adesso l'Italia è un paese in forte difficoltà, abbiamo vissuto l'Addendum, oggi venendo qua ero al telefono con esponenti del mondo veneto, che sono notoriamente più refrattari, no? Soprattutto quando vengono chiamati dai lombardi, però mi hanno detto: Francesca, noi su questa cosa ci siamo. Quindi questo è l'esempio delle sfide, non solo per esempio le sfide sociali. L'Isla dopo 20-30 anni di invasione illegale e legale, fatto sta che abbiamo milioni di persone sul territorio nazionale che professano questa religione, e non basterà pretendere il rispetto alla lettera del codice penale, perché comunque la Sharia strisciante, la poligamia, la violazione dei diritti delle donne, cioè tutte queste cose, tanti aspetti della loro cultura che in realtà contrastano con tutto quello che noi siamo da 2000 anni, e queste cose noi purtroppo dovremmo fare la fatica di dirle chiare e tonde, chiaramente in maniera rispettosa, in maniera ben argomentata, ma è chiaro che dovremmo anche guardare in faccia la realtà. Sicuramente, mi allaccio al tema della scuola, il fatto di pretendere una riforma della scuola su base regionale, in base alle necessità delle comunità locali, ci aiuterà forse, se facciamo in tempo, a evitare il fenomeno delle banlieue francesi. Cioè, se noi riusciamo a contenere il fenomeno emarginazione, intanto voi siete estranei, anche se siete di seconda, terza generazione, siete degli estranei, più riusciamo a contenere questo fenomeno attraverso la scuola e veri programmi identitari, forse questo problema lo assorbiremo, anziché picchiarci il naso a muso duro. Perché è un dato di fatto che in Lombardia, ormai dal 2020, ma molto prima, un nato su 5 non è lombardo, proviene da paesi extra-CE. Quindi noi abbiamo, ma anche qua, cioè ormai ci sono intere classi di ragazzini che sono figli di immigrati dal Nord Africa o dall'Estremo Oriente, cioè non possiamo far finta che questa cosa non esiste. Quindi a noi, a queste generazioni, a maggior ragione dobbiamo dare una risposta fortemente identitaria, perché sono nati qua, cresceranno qua, lavoreranno qui, e quindi faranno parte del tessuto sociale del Nord, e quindi dovremmo realisticamente prendere atto e lavorare su queste realtà. C'è l'altro grande, gigantesco problema, però questi sono affari di Castelli, dell'autonomia che non arriverà a breve, della legge Calderoli, che è una gigantesca truffa, per cui il Nord dovrà trovare il modo di far sentire la sua voce probabilmente dal basso, a muso duro, sperando che gli eventi, l'economia reale non precedano tutto quanto, perché noi comunque arriviamo in un assetto perfettamente centralista
sullo scacchiere mondiale lo vediamo, basta aprire i giornali e dalla sera alla mattina è cambiata la storia, ma noi siamo in pesantissimo ritardo rispetto alla riforma delle nostre istituzioni. Quindi è un partito che ha sia sfide intellettuali, chiamiamole così, perché bisogna elaborare nuove politiche in maniera radicale, perché non basta più usare a volte anche il linguaggio appare vecchio, appare desueto. Dobbiamo trovare nuove parole per raccontare la realtà che aspetta la nostra gente. E poi per me questo partito è una sede di lotta, cioè non siamo un club, non siamo un'accademia, non siamo un'associazione culturale. Quando si fanno le elezioni si va alle elezioni e si lotta duro, e sì, noi diciamo cose che gli altri non dicono, e dobbiamo dirle in maniera molto chiara, perché noi abbiamo una missione che ci siamo dati da